Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Commemorazione dei defunti a Catania regge il piano traffico nelle vie attorno al cimitero. Tantissimi visitatori che hanno lasciato l'auto per spostarsi con i mezzi pubblici. Turisti incantati dalle bellezze della città della Sicilia. A Siracusa si stima un'occupazione dell'80% delle strutture ricettive. A Catania notte da paura nella discoteca Fantasma, lavoratori in nero e mancanza di autorizzazioni in un locale di Ognina, clienti a casa dopo aver pagato 600 euro per un tavolo con bottiglia per la notte di Halloween. Crisi idrica, parte il conto alla rovescia per le dighe siciliane, Ancipa vuota a metà mese, 8 laghi artificiali saranno a secco tra novembre e marzo. A Palermo 40 produttori di vini siciliani aiutano chi soffre di depressione e malati psichici a ricominciare, occupandosi di orti sostenibili e della vendita di prodotti biologici. A Sicilia 24 la storia di Lidia, a 74 anni continua a giocare a tennis e a vincere titoli, 36 trofei conquistati dalla donna palermitana. Calcio, domani al Massimino Catania-Messina, rossazzurri con tante assenze, giallorossi in un periodo difficile sul campo e fuori. Il derby in diretta, in chiaro e in esclusiva su Telecolor. In Serie B il Palermo attende il Cittadella al Barbera e cerca la continuità di risultati che ancora manca. Recuperato Brunori, ma in campo andrà Harry. Buongiorno, 2 novembre, la commemorazione dei defunti, tantissimi i visitatori nei diversi cimiteri della Sicilia. A Catania già dalle prime ore del mattino sono iniziate le visite in un cimitero pulito, ordinato, ben presidiato dalle forze di polizia e molto apprezzato dai cittadini del servizio navetta. Dovrebbe essere sempre così, dicono i cittadini in visita ai propri cari. Desiree Ferlito. Il cimitero di Catania si anima, via vai intenso dalle prime ore del mattino tra i viali storici, in un silenzioso omaggio a chi non c'è più. Come ogni anno il giorno della commemorazione dei defunti porta con sé un senso di appartenenza e di raccoglimento, una tradizione che si tramanda ai più piccoli, che con un fiore omaggiano affettuosamente i nonni o i propri cari scomparsi. Siamo cresciuti con questa devozione, è giusto portarli anche loro. E cosa farà la piccola? Porterà un fiore? Sì, certo. Lei infatti mi dice, mamma la nonna li sceglie lei anche i colori. Ricca come sempre la scelta dei fiori tra le moltissime bancarelle animate da un grande afflusso di compratori che scelgono tra 1000 colori il loro fiore preferito. Il fiore più richiesto qual è? Le margherite e il crisantemo. Il cimitero monumentale della città appare pulito, ben ordinato, ben presidiato dalle forze di polizia che per l'occasione hanno intensificato la loro presenza in loco con diverse volanti. Come lo trova il cimitero oggi, signora? Bellissimo, pieno di fiori, ordinato, pulito, bello. Bene la viabilità, molto apprezzato il servizio navette all'interno dei viali, rafforzato per la grande affluenza prevista con l'aggiunta di altre linee. Ma io di solito vengo con la macchina al cimitero, ma in questi 2 giorni preferisco l'autobus, sia quello esterno che questo interno. Anche i volontari presidiano la zona al servizio dei cittadini. Se c'è qualcuno che si sente male noi siamo a disposizione. È già successo? Magari qualche persona anziana? Sì, poco fa è successo, una signora ha avuto una distorsione alla caviglia e ovviamente i miei colleghi sono intervenuti loro. Folla di visitatori anche al cimitero di Palermo. Nel capoluogo siciliano la commemorazione dei defunti è un giorno molto sentito, come in altre città della Sicilia. Mazzi di fiori e la preghiera è una tradizione da tramandare anche ai più giovani. Diversi servizi messi a disposizione dal comune, bagni chimici con la loro pulizia prevista ogni 3 ore, presidi medici, ambulanze con medico, autista, soccorritore e infermiere. I cimiteri resteranno aperti a Palermo sino alle 18. E sono giorni di grande afflusso anche nelle città d'arte in Sicilia. I turisti affollano i luoghi più belli della Sicilia. A Siracusa si stima un'occupazione delle camere dell'80%, immancabile una passeggiata per le vie di Ortigia. Francesco Aloi. Siamo arrivati ieri ed è stata piacevole anche visitare la città e comunque un bel posto. Tante belle scoperte, bei posti.
Varcare i ponti per sentire lingue e accenti diversi. Nel ponte di Ognissanti, Ortigia, centro storico di Siracusa, è piena di turisti. Molto turistico, che ci sono anche queste temperature anche giù in Calabria. E Ortigia com'è? Bellissima. La dobbiamo visitare del tutto ancora. Esatto. Voi arrivate da Torino, ma lì c'è questo clima. Ma ha piovuto tanto in questo periodo, quindi diciamo un po' di sole lo cercavamo, quindi si sta molto bene. Il sole bacia tutti e c'è chi ne approfitta di qualche giorno di pausa dal lavoro per scoprire la Sicilia. Allora, adesso abbiamo fatto una passeggiata al mercato, poi andremo a fare un piccolo bagno e poi faremo un giro per il Duomo, il castello. 24 l'anno della svolta e a fine anno molto probabilmente raggiungeremo il 1.200.000 presenze. Come vedete, qui l'estate non è ancora finita. Il flusso di turisti non si è mai fermato. In parte si stanno raccogliendo i frutti del G7 di fine settembre. Sta andando bene, e soprattutto con un'affluenza di stranieri, e che pensiamo all'interno delle strutture di realizzare, secondo le nostre stime, l'80% di occupazione. Turismo quindi come sinonimo di lavoro. Sì, perché così lavorano tutti, dagli hotel ai bar e ristoranti. Sta andando veramente molto bene. Il trend è molto positivo e ci aspettiamo e siamo sicuri che anche il trend invernale sarà molto positivo e superiore rispetto agli anni passati. Ed è boom di turisti in tutta la Sicilia. Come sempre, la combo di sole, arte, storia e cucina attrae tutti. Ma attenti, se guardando queste immagini per un attimo vi siete sentiti in estate, la Fiera dei Morti ci ricorda che siamo a novembre. Una discoteca fantasma per la notte di Halloween non è l'epilogo dell'ennesimo dolcetto scherzetto, ma è il finale di un'attività di indagine della polizia che a Catania ha sequestrato i locali dove si teneva una serata danzante senza autorizzazioni e senza condizioni di sicurezza per centinaia di persone. Sanzioni per oltre 27.000 euro e avventori infuriati perché appunto sono scattati i sigilli e sono dovuti andare via dopo aver speso un bel po' di soldi, 600 euro per un tavolo anche. Orazio Longo. I poliziotti in Borghese si sono mescolati tra i clienti per poi intervenire quando hanno creduto che fosse arrivato il momento giusto. Notte di Halloween da dimenticare per centinaia di persone che stavano partecipando a una serata danzante in un locale ex discoteca di Ognina a Catania. Alcuni di loro avevano sborsato fino a 600 euro per un tavolo, ma il divertimento si è interrotto bruscamente quando la polizia, assieme all'ASP e all'ispettorato del lavoro, ha proceduto ai controlli. Il locale è risultato privo di autorizzazioni e mancavano le condizioni di sicurezza. Il responsabile della discoteca era sprovvisto di licenza per i trattamenti danzanti e il servizio di prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro ha verificato il malfunzionamento dell'impianto elettrico, la mancanza degli estintori, una sola porta di sicurezza, mancanza di segnaletica e non funzionamento delle luci di sicurezza per un totale di quasi 10.000 euro di multa. L'ispettorato del lavoro ha invece messo una sanzione di 17.000 euro perché i dipendenti che prestavano la loro opera non erano stati assunti regolarmente. Disposta la sospensione dell'attività e il sequestro dell'intero immobile. Concitate le fasi dei controlli. Alla vista dei poliziotti, i lavoratori in nero hanno tentato di fuggire mentre il DJ spegneva improvvisamente l'impianto di amplificazione. Immediate le proteste dei clienti che si sono accalcati per chiedere il rimborso del biglietto. Tra questi anche un ragazzo che stava festeggiando il suo compleanno a un tavolo con una bottiglia di spumante che dovrà però evidentemente stappare altrove. Ed è un conto alla rovescia per quanto riguarda la crisi delle dighe siciliane. Si prevede che per la siccità l'Ancipa rimarrà vuota a metà mese, altri 8 laghi artificiali lo saranno tra novembre e marzo. Sono pronti i piani con la riattivazione di vecchi pozzi, trivellazioni, silos e autobotti. Francesco Triolo. Lo scenario è ogni giorno più allarmante. Le erogazioni per i comuni rischiano di essere al di sotto dei limiti indicati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'Osservatorio regionale sugli usi idrici ha indicato tutte le scadenze degli invasi, mettendo nero su bianco, a cominciare dall'Ancipa, la diga nel Parco dei Nebrodi tra le province di Messina ed Enna, una diga che secondo le stime dei tecnici ha anche una data di esaurimento, quella del 15 novembre. Quel giorno verranno chiusi i rubinetti delle erogazioni a Caltanissetta, San Cataldo, Serra di Falco, Mazzarino ed Enna. Qui, tra l'attivazione di vecchi pozzi e la trivellazione di nuovi, ma anche attraverso le connessioni ad altre fonti idriche, si è già al piano B.
L'osservatorio regionale ha certificato inoltre che 8 laghi artificiali saranno a secco tra novembre e marzo. I guai maggiori sono per Troina, Nicosia, Cerami, Sperling e Gagliano, i cosiddetti comuni Ancipa dipendenti. Lì il piano alternativo oltre all'invaso non c'è, addirittura d'arrivo invece il piano straordinario di protezione civile per le autobotti dal momento in cui l'ultima acqua sarà prelevata dall'invaso, dal quale già oggi si attinge all'interno di quel quantitativo d'acqua residuo rimasto per i pesci. Regione ed ambientalisti cercano una soluzione per salvare sia i pesci che l'acqua per il consumo umano, intanto le amministrazioni comunali si preparano ad affrontare lo scenario più estremo. A Troina è stata acquistata una nuova autobot e 5 diverse batterie di silos già posizionate in punti strategici del paese. Preoccupano però le coperture finanziarie, sono proprio quelle ad allarmare. E poi preoccupa anche un altro aspetto: l'acqua non c'è e dove c'è ancora si disperde nelle condotte idriche Colabrodo. Da Palermo la storia di rinascita di 22 persone con disturbi mentali che tornano alla vita e a lavorare. Eleonora, reduce da anni di depressione, dice ai nostri microfoni: non bisogna vergognarsi di sentirsi diversi. Giusy Lazzara. Vite interrotte dalla malattia mentale che ricuciono i pezzi e ripartono. Per loro non solo beneficenza, così 43 produttori di vino siciliani hanno dato un'opportunità concreta. Nasce il progetto di Edu Sustain e crescono gli orti sostenibili di Villa Adriana a Palermo, la bottega virtuale dove si vendono prodotti biologici. La ripartenza la racconta la palermitana Eleonora, 53 anni, reduce da una lunga depressione. Sono stata vittima di bullismo, quindi mi sono allontanata dalla scuola, dagli amici, da tutti quanti per isolarmi per causa della depressione. Poi nel corso degli anni ho cercato di chiedere aiuto a vari specialisti, ma non ho avuto mai delle risposte. Poi la svolta. Sono 2 anni che praticamente lavoro per questa società cooperativa, per un progetto che si chiama Seminiamo Bellezza, e mi ha dato la possibilità di ampliare le mie competenze, le mie professionalità. Non è facile, ma bisogna ripartire. Di non vergognarsi di chiedere aiuto se ci si sente fragili, ci si sente diversi, perché sicuramente si incontrerà qualcuno, come è successo a me, che darà una mano. Il progetto Itaca Palermo accoglie e accompagna verso una rinascita. È il malato, è lo schizofrenico, è il depresso. Invece qua dentro noi veramente viviamo ogni giorno che questa è una parte, la malattia è una parte della persona. Lanciata anche una vendita online col marchio L'Orto in Villa. Adesso una breve pausa e poi vi racconteremo la bella storia di una tennista di 74 anni che continua ad inallenare successi e ad avere dei diversi titoli, a vincere, ad avere trofei. A fra poco. Aiuta a crescere e a superare le difficoltà di ogni giorno. Adesso vi raccontiamo la storia di Lidia, una donna di 74 anni che continua a giocare a tennis e a vincere titoli. Sono ben 36 trofei conquistati per la donna palermitana che continua a fare sport ogni giorno. Marco Gullà. Lo sguardo diritto verso l'obiettivo, l'amore per questo sport che vince su ogni cosa. Lei è Lidia De Nicola, 74 anni, palermitana, 36 titoli all'attivo tra competizioni individuali, doppie e a squadre, ex docente universitaria e poi la grande passione per lo sport, un'icona di tenacia e caparbia. Si allena quasi ogni giorno in un circolo del capoluogo con la voglia ancora di una ragazzina. La passione è stata immensa, io non mi fermavo neanche sotto la pioggia, per me era impossibile. Una volta ho giocato con la gamba rotta, mi hanno dovuto portare in 3 fuori dal campo perché la mia passione era immensa ed è rimasta immensa. Poi ho avuto vari vicissitudini nella mia vita di tipo fisico e soprattutto grandi dolori che mi hanno un po' naturalmente bloccata. Ma Lidia è una forte e nonostante tutto non si è mai abbattuta. C'è voluto un grande amore per poter riprendere, perché ogni volta è stata di una difficoltà enorme.
Poi c'è stata la morte di mio figlio, quello è stato il momento più tremendo della mia vita e resta questo momento, non andrà mai via, ma mio figlio era il mio primo fan, quindi io lo vedo sempre in tribuna accanto a me. C'è un termine, Lidia, è inossidabile, è un esempio di lungimiranza e di determinazione che andrebbe esteso anche alle fasce più giovani. Lidia si allena quasi ogni giorno, un dritto e un rovescio sulla quotidianità. Il tennis rappresenta la possibilità di espletare quell'agonismo che in me è innato e soprattutto rappresenta la possibilità di essere sempre in movimento, di fare sempre nuove conoscenze, di ritornare a trovare ogni anno le amiche di tutta Italia, quindi rappresenta un momento importantissimo che è sia dal punto di vista sportivo che dal punto di vista sociale. Bene, e adesso parliamo del punto che sarà subito dopo la trasmissione di Luca Ciliberti, dopo questo nostro telegiornale. Ci ha raggiunto Luca proprio in studio. Luca, di cosa vi occuperete oggi al punto? Buongiorno Adelaide, buongiorno ai telespettatori. Oggi parleremo, e lo abbiamo visto in queste settimane, della famosa riforma delle province. Noi l'abbiamo intitolata la telenovela delle province. Da 11 anni non si fa altro che dire ritorneranno queste elezioni, come saranno. Elezioni dirette, elezioni di secondo livello, cioè quelli che voteranno solamente i consiglieri comunali, i sindaci, insomma cercheremo di capirne di più, anche perché per ora queste elezioni insomma hanno avuto anche dei risvolti diciamo che hanno avuto a che fare anche con la giudiziaria, ci sono state delle sentenze che le hanno bloccate, quindi parleremo di questo, ma parleremo anche del reddito di povertà. Che cos'è? Ve lo spiegheremo ovviamente durante la trasmissione, quindi noi siamo tutti pronti, ci saranno con noi l'assessore agli enti locali, l'assessore regionale agli enti locali Andrea Messina, ci sarà il costituzionalista Gatino Cariola che farà il punto, incornicerà appunto questi temi, il deputato regionale Luigi Sunseri e poi tanti altri ospiti, giornalisti, insomma opinionisti, come sempre non ci facciamo mancare niente. Sicuramente, grazie Luca, quindi l'appuntamento è subito dopo questo nostro telegiornale. Facciamo una piccolissima pausa, parleremo di calcio e poi, come abbiamo già sentito, ci sarà il punto con Luca Ciliberti. A tra pochissimo. Ed eccoci al calcio, il Catania con parecchie assenze, fra squalifiche e infortuni si presenta alla partita con il Messina con l'unico obiettivo dei 3 punti. Il derby di domani sarà trasmesso in diretta, in chiaro e in esclusiva su Telecolor a partire dalle 18:30. Marco Carli. Una risposta che nell'ultima partita di Torre del Greco c'è stata in termini di atteggiamento per Toscano, meno per i tifosi rossazzurri. Il Catania vive la partita col Messina di domenica al Massimino, calcio d'inizio alle 19:30, come un'ulteriore verifica dopo gli ultimi 2 risultati, la sconfitta inopinata con il Latina e il pareggio subito da parte della Turris, con un primo tempo senza Cuti e un secondo di sofferenza dopo il vantaggio di Inglese e la quasi immediata espulsione di Guglielmotti, squalificato per il derby insieme a Quaini. Toscano dovrà fare i conti ancora con le assenze, fra squalifiche e infortuni. L'unico recuperato è D'Andrea, anche se non è certo al meglio un solo allenamento per lui. Ma Toscano, in un momento in cui la fortuna non sorride agli etnei, chiede comunque di dare qualcosa in più, di insistere. In questo momento non siamo tanto fortunati, tra squalifiche, tra decisioni arbitrali, tra indisponibili, però dobbiamo essere più forti anche di questo. Deve sopperire a questa situazione che, ripeto, è oggettiva, non è che lo dico io, è una cosa oggettiva. Dando qualcosa in più, facendo qualcosa in più, perché i derby, i valori si azzerano. Li vince chi vuole fare la storia dei derby e noi dobbiamo avere questa voglia. Catania-Messina sarà il primo grande appuntamento con le dirette in chiaro in esclusiva su Telecolor, collegamento con il Massimino un'ora prima del match con le interviste del pre-gara, poi la telecronaca della partita e le interviste flash nell'intervallo e a fine gara. In conclusione del match, in anteprima, le voci dei protagonisti. E adesso vediamo il derby di domani sul fronte Messina. I giallorossi saranno privi dello squalificato Marino. In dubbio il rientro di Petrucci, mentre il Trapani giocherà domani a Giugliano a porte chiuse. Sergio Colosi.
Nel momento di maggiore frizione tra tifosi da una parte e staff societario e tecnico dall'altra arriva il derby del Massimino. Il Messina di questi tempi ne avrebbe fatto volentieri a meno. Sembra lontana anni luce quella squadra che ha imposto il pareggio a Benevento, Trapani e Monopoli. In meno di 2 settimane il disastro assoluto. 9 gol incassati contro Avellino e Cavese. Nello spogliatoio mancano figure di spessore e la gioventù serve soltanto alle casse societarie di sciotto. Preparazione al derby in un clima di assoluta disaffezione. Assente Marino per squalifica, Petrucci e Cominetti in dubbio per l'attacco, staffetta Natriello Luciani, con Petrungaro sicuro di una maglia. Partita spartiacque per il Trapani impegnato a Giuliano. Si giocherà a porte chiuse per la mancanza di agenti della polizia municipale che garantiscano il servizio d'ordine. Granata sconfitti dall'Avellino e in ritardo sulla tabella di marcia auspicata da Antonini. Non si esclude un nuovo ribaltone in panchina in caso di mancata vittoria, anche perché né Torrisi né Aronica sembra che abbiano inciso su una squadra ricca di nomi ma dal rendimento altalenante. Lescano guida l'attacco insieme a Fall, più arretrato Bifulco nel 4-3-1-2. Vigilia di match anche per il Palermo, che domani al Barbera sfiderà il Cittadella. Brunori torna in gruppo, ma Dionisi dovrebbe preferirgli Henry. Marco Gullà. Il Palermo vuole festeggiare nel miglior modo possibile i suoi 124 anni di vita, compleanno caduto nella giornata di ieri, e che i rosanero vogliono invece onorare domani al Barbera contro il Cittadella. Una partita alla portata della compagine di Dionisi, che però ha un problema di costanza. I rosanero non inanellano 2 vittorie consecutive da 9 mesi. Matteo Brunori intanto ieri si è allenato in gruppo con i compagni e sembra che il guaio al tallone sia stato risolto. A Dionisi adesso il compito di selezionare il centravanti da schierare nel match di domani contro i Veneti, anche se Henry è ancora il favorito. Le occasioni le stiamo creando, vedi l'ultima partita, per le situazioni create gol lo dovevamo fare, però arriverà il momento che faremo gol creando magari anche meno, come è successo a Cremona, e da questo punto di vista Matteo può alzare questa percentuale, perché Matteo è uno dei finalizzatori migliori della squadra e quindi non è mancato, perché c'è sempre stato, poi sì, in queste partite ha avuto un problemino. Di Francesco ha rifiatato col Mantova e dovrebbe tornare dall'inizio col Cittadella. Insigne è confermato sulla destra, Verre torna in mezzo al campo assieme a Gomez e Segre, possibile panchina per Ranocchia. Cittadella in crisi e penultimo in classifica, 2 soli punti nelle ultime 5 gare giocate. Domani fischio d'inizio alle 15. Bene, è tutto, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.